broker viaggi, come si fanno a convincere le istituzioni oppure gli alberghi a portare le persone più in campagna ad assaporare i sapori? Perché poi alla fine terzo aeroporto d'Italia, Venezia, le polemiche, abbiamo visto una puntata precedente, Mestre Venezia, certo, polemiche dell'assalto dei turisti, città diventata invivibile che si spopola, invece magari questi turisti vedono solo Venezia, se ne vanno via, invece non assaporano le eccellenze del Veneto. Beh, allora, do alcuni dati numerici che possono far riflettere. Allora, il Veneto, a livello di incoming territoriale, per quanto concerne l'arrivo di turisti stranieri in Italia, fa da solo il 25% del PIL nazionale. E questo la dice lunga, vuol dire che il Veneto da solo fa il 25% di tutti gli stranieri che arrivano in Italia. Questo è un dato che dovrebbe lasciar basiti, considerando un po' la morfologia dell'Italia. E ciò nonostante, in Veneto comunque, che se ne è detto fino adesso, il turismo, che sia anche enogastronomico e esperienziale, comunque è un asset importante. È ovvio che ci sono due elementi di fondamentale importanza, che sono Venezia e Verona, che sono i due asset principali per quanto riguarda il turismo, ma è altrettanto vero che comunque il turismo enogastronomico funziona e funziona bene. Certo è che questo dovrebbe far riflettere, perché oggettivamente con una nazione, una regione per adesso, Veneto, che oggettivamente dà questi numeri, c'è una potenzialità di crescita che è ancora incommensurabile, e questo dovrebbe far riflettere anche il resto dell'Italia. Qui mi ricollego anche al discorso dell'autonomia. Se il Veneto, che fa il 25% del PIL nazionale per l'incoming, da solo ha ancora degli spazi incredibili di crescita, potete immaginare quanti sono gli spazi di crescita che ci sono anche a livello nazionale, e questo, ribadisco, dovrebbe far riflettere specialmente chi, come Viesti, stava parlando prima Presidente Ciambetti, critica quella che dovrebbe essere l'autonomia del Veneto. In realtà basterebbe sviluppare anche quello che dovrebbe essere il nostro asset di crescita maggiore, cioè il turismo, e tutta la penisola potrebbe, non dico rifiorire in senso assoluto, ma sicuramente vedere una nuova primavera. Questo è sicuramente una base. Poi mi ricollego per sviare un attimo il discorso al discorso dell'autonomia. Prima devo dare assolutamente ragione a Presidente Ciambetti quando ha detto che Viesti non dovrebbe preoccuparsi. È vero, non dovrebbe preoccuparsi, per il semplice motivo che, come hanno detto l'altro ieri Attilio Fontana, presidente della Lombardia, come ha ribadito sempre ieri il ministro Stefani, l'autonomia che si sta prospettando qui in Veneto è a saldo zero. Cioè vuol dire che teoricamente verranno date le competenze con la gestione dei costi storici su base regionale, quindi tecnicamente è così. Ora, non lo sto dicendo io, se serve, qui ci sono le dichiarazioni virgolettate sia di Fontana che della ministra Stefani, quindi vediamo che autonomia arriverà. Perché poi fra l'altro io mi devo